Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Come potete ben vedere siamo finalmente pronti a intraprendere una nuova avventura, quindi iniziamo immediatamente. Mi scuso ragazzi per non aver caricato video in questi ultimi giorni, ma come avete ben potuto capire per adesso devo ancora trovare un assetto stabile, viaggio un po' da casa all'università e così via, quindi mi ritrovo un po' a volte senza giocare al computer per giorni interi. Quindi appena ho la possibilità di giocare veramente vedo di fare qualche gameplay in modo tale da divertirmi insieme a voi. Però adesso sono riuscito a risolvere questo problema, ovvero quando ho la possibilità di rimanere nella casa diciamo più vicino all'università, vedrò di caricare gameplay con questo computer. Ovviamente la qualità grafica è sicuramente più elevata, però almeno arriveranno dei gameplay ottimali. Quando non sarò nella casa ragazzi diciamo più vicino all'università, ho deciso di fare dei gameplay tramite un portatile che ho acquistato su internet e mi arriverà però purtroppo tra una settimana circa 10 giorni, quindi in questi 10 giorni vedrete un po' pochi gameplay. Infatti avete visto 2 giorni fa ho caricato un gameplay di Tropico e l'ultimo gameplay di Tropico risaliva una settimana fa, quindi non è colpa mia, io farei gameplay tutto il giorno, tutti i giorni, però purtroppo me l'avevo detto che in questo periodo sarei dovuto andare all'università e ovviamente il tempo era di meno. Però tranquilli che quando mi arriverà il computer portatile ritorneranno le partite su Battlefield 4 insieme e tutto il resto, perché ovviamente avendo un computer di quel calibro a disposizione posso fare gameplay come su questo computer. Però l'unica cosa è che utilizzerò Fraps e non più l'Avermedia, perché è una scheda l'Avermedia che si inserisce nella scheda madre del computer fisso, quindi la qualità sarà un pochettino più bassa di questa, però ovviamente si vedrà lo stesso. Torniamo al nostro problema, quindi al nostro The Sims. Ho lasciato The Sims un paio di giorni per dedicarmi a Tropico, anche per ricaricarmi un po' le batterie, perché giocando sempre una cosa uno si annoia. E adesso, allora, Edward sta apparentemente aggiustando la vasca, mentre i capelloni bianchi si inzuppano un po'. Allora, appena termini Edward, visto che hai guadagnato un punto in più, vai un attimino a letto. Allora, vediamo come si sta articolando la nostra zona. Il nostro grande ragazzone è concentrato per aver finito i compiti, però io dico che è arrivato il momento di andare a farci un bel pasticcino nel pasticcinatore, un cupcake, anzi ne prendiamo 2 e dopo penso che possiamo divertirci un po' al cavalletto, un diagramma matematico fantastico. Vediamo un pochettino invece nostra figlia. Mamma mia quanto è grossa, è diventata proprio un'obesa dall'ultima volta. Allora, vedi di svuotare la tua vescica e dopo vedi se puoi preparare anche qualcosa per tutti. C'è un po' di formaggio, vedi se lo puoi mischiare ai maccheroni, un po' di maccheroni e formaggio, e dopo magari puoi dedicarti un po' al tuo caro e amato lettuccio. Allora ragazzi, la nostra stanza qui sulla sinistra sta venendo davvero molto bene. La casa dall'esterno mi avete detto che sembra un carcere con queste mura, lo so, però purtroppo la mia vena artistica non è così tanto elevata in questi giorni. Però nostra moglie è abbastanza giocosa e credo che per il suo lavoro è in grado di ottenere una promozione. Ma visto che siamo qui, io direi arrivata Alessandra Ricci, invitiamola ad entrare. Vieni, vediamo di preparare un po' di maccheroni per tutti. Entra amica mia. Ok, eccola qua, tutto a posto? Sono tutti un branco di obesi però in questo The Sims, uno dopo l'altro. Credo che questa non sia la fidanzatina di Edward. Vediamo se è vero. Alessandra Ricci, infatti no, non è lei. Attenzione che ci sono anche persone che sono morte. Attenzione, forse il grigio indica il fantasma. Mamma mia. Vediamo un pochettino. Possiamo rallegrarla, ma addirittura va in estasi per le suonate al pianoforte. Addirittura, perché stiamo vivendo questo stadio un pochettino giocoso. Una bella imitazione potrebbe essere utile. Ma la invitiamo anche a tavola. Dov'è nostra figlia? Dove sono i piatti principali? Chiama a tavola tutti. Sì. Il cupcake, guardate che figo, mamma mia, il nostro grande figliuolo. La casa però ragazzi non mi soddisfa così, cioè vorrei dare un tocco maggiore di decorazioni in più. Piano di sopra potete vedere che siamo leggermente messi meglio, però la casa così ancora non mi soddisfa, dovremmo dare qualche bella modifica. Tanto cos'è questo? Sensazioni buone, i sim buoni amano crogiolarsi nelle emozioni positive di altri sims, perfetto. Io direi ragazzi di raccogliere un bel po' di soldi e creare magari e aggiungere qualche decorazione in più. Intanto qua c'è fumo,
Mamma mia. Vediamo dov'è Edward. Ok, sta dormendo per adesso. Al piano di sotto, nostra moglie ancora continua a parlare con questa ragazzona. Velocizziamo un po' tutto. Ok, ecco nostra figlia che ha finito di mangiare. Credo che puoi posare tutto. È una solita golosona. Vediamo di posare tutto nel freezer. Addirittura qua c'è della spazzatura. Ma butta via tutto. Non inquinare l'ambiente in cui vivi. Cioè sputa nel piatto dove mangi. Mamma mia. Bene. Vediamo un pochettino. Io dico di andare a letto e dopo, ragazzi, di farci un bel viaggetto nella zona esterna, perché è davvero tanto che non usciamo da questa casa. Sicuramente i nostri film stanno soffrendo tutti di claustrofobia. Tanto il nostro ragazzone disegna diagrammi matematici qui in completa tranquillità. E addirittura io tenterei adesso di uscire con Edward al solito per trovarci una bella ragazza. Tanto abbiamo raggiunto lo stato felice. Benissimo. Continuiamo su questa strada. Edward adesso fa un lavoro davvero molto dignitoso, ragazzi. Siamo arrivati quasi all'apice della carriera. I videogiochi sicuramente ci frutteranno nuovi soldini. Questo bel diagramma matematico lo possiamo incorniciare, eccolo qua, e portare immediatamente al muro. Benissimo, anzi è forse troppo, diciamo, casual per questo ambiente così formale. Mettiamolo invece in questa stanza, potrebbe essere molto ma molto più apprezzato. Grandioso. Allora, velocizziamo un po' tutto. Il nostro grande figliuolo è sempre pronto, studente di liceo. Mi sembra che abbiamo anche finito i compiti. Benissimo. Credo di mandarti immediatamente adesso in bagno. Eccolo qua. Usa lo sciacquone, se no qua dentro poi neanche Mastro Lindo riesce a uscirne vivo. Gli crescono i capelli per pulire quel dannato bagno. Tanto qua asciuga un attimo e dopo lo mandiamo a letto. Benissimo. E ecco, nostra moglie appunto è pronta per divertirsi un po' al computer. Anzi, a nostra moglie io vedrei di fargli maturare un pochettino l'abilità di pesca. Vediamo invece come si pesca a The Sims 4. Ancora non abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Qui cosa c'è? C'è qualcosa di nuovo, attenzione, una pianta di salvia, già la conosciamo. Vediamo Edward, ed ecco che Edward mi sa che è pronto per alzarsi, benissimo. Uscirà alle 20 di sera, domani non è un giorno lavorativo, quindi ci possiamo divertire, ragazzi, fuori, benissimo. Mi sa che ci possiamo alzare. Stefania ha acquisito l'abilità di pesca, perfetto, possiamo addirittura imbalsamarli al muro e fare tante altre belle cose. Eccola qua, la nostra grande Stefania, obesona da 3000 miglia di distanza. Attenzione che ci sono anche le lucciole, ragazzi, eh? Vediamo un po'. Vedi di prendere qualcosa perché se no stasera non si mangia. Allora, mi sa che abbiamo completato la nostra bella dormita. Un po' tesi, eh? Mi sa che non giochiamo da tanto tempo ed è arrivato il momento di intanto fare il pieno. Ok, prendiamo una bella porzione. Riponiamo tutto. Abbiamo preso un pesce persico di 0,37 kg, fantastico. Vedi di continuare ancora un po' a pescare. E dopo tutto questo, ragazzi, vedremo di andare a farci un giro magari al museo di storia naturale. Vediamo un po'. Tanto Edward ancora alzati Edward, basta. Sono le 11 di sera, inizia la tua vita notturna. Spegniamo il nostro bello stereo. Ok, eccoci qua pronti. Divoriamoci il nostro piatto. I pesci di questa zona sembrano troppo scaltri per Stefania. Addirittura i pesci sono intelligentissimi. Infatti si dice, ragazzi, che noi proveniamo dai pesci, ma non so fino a che punto è vero. Comunque sono intelligenti. Ci facciamo una bella come dire, facciamo visita alla fatina del gabinetto e dopo una bella dormita. Però mi sa che abbiamo recuperato con Edward. Infatti siamo piccioncini, quindi ragazzi non ci lascerà per adesso. Allora, Edward però non vuole aspettare qui che gli anni passano senza far niente, quindi abbiamo divorato l'intero frigo. Adesso ce ne andiamo al bagno e cambiamo i nostri abiti intanto. Perché sei così fiacco? Dai, vedi di andare al bagno. Ole. Adesso cambia abito, ti metti un po' gli abiti quotidiani perché non puoi uscire in mutande e vediamo di farci un bel giretto, ragazzi. Vediamo di viaggiare un po' e visitare qualche altra zona. Allora, alle 11 di sera dove possiamo andare? Al museo, al lounge bar, ma già l'abbiamo visitato il lounge bar. Credo di aver visitato anche il serpente a sonagli, però possiamo provare dall'altra parte. Per esempio il museo municipale ancora non l'abbiamo visto. Forse di sera avrà un'altra atmosfera. Magari incontriamo qualche bella ragazza. Può essere che il museo ha anche dentro la biblioteca. Vediamo di far divertire un po' il nostro sim e di conoscere un po' altri luoghi di The Sims 4. Intanto spero che al più presto esca l'espansione World Adventure, per così dirci,
per così intenderci, in modo tale da capire un po' come possiamo dedicare il nostro tempo in più a The Sims 4. Intanto questa zona mi sembra già di averla vista, ragazzi. Mi sa che questa zona già l'abbiamo vista. Vediamo il... Ah, ecco, addirittura qua ci sono... Ah, che bello! Possiamo addirittura visitare gli altri locali in completa tranquillità. Per esempio abbiamo qui la nostra palestra, qui abbiamo la biblioteca, perfetto. Però il locale notturno è proprio a un passo, quindi io direi di spostarci. Che bella questa cosa di poterci muovere da un posto all'altro così tranquilli. La casa, ragazzi, però non mi soddisfa perché l'abbiamo fatta noi senza conoscere le fondamenta di The Sims. Io vorrei avere magari più soldi per ridisegnarla, progettarla da capo e creare quindi nuovi luoghi. Magari la possiamo vendere in qualche modo. Vediamo adesso cosa fare. Intanto una bella ragazza, Alessandra Bianchi. Una presentazione flirtante, anche se abbiamo le ossa che ormai ci dolgono. Vi ricordate che l'altro giorno si stava sentendo male Edward dopo che aveva fatto quella corsa? Non mi ricordo. Quanta gente! Aspettate. Eccola qua. Eccola qua, Edward e Alessia non si conoscono ancora, però sembra molto attraente. Vieni qua, aspetta. No, dove sei? Allora, vediamo di... Perché subito sta battuta di abbordaggio? Proviamo a flirtare. Eccola qua, ecco, intanto un desiderio soddisfatto. Benissimo, vediamo di stringere una nuova amicizia. Incontriamola. Eccola qua, Edward si avvicina col suo sguardo di volpone. Tutte donne. Eccoci qua. Rallegriamola un po'. Chiediamo... No, se è single non ci interessa, perché anche se è sposata ce ne freghiamo, ragazzi. Complimentiamola per l'aspetto. Un altro flirt. E possiamo addirittura tentare un'imitazione. Ma parliamo anche di cucina, visto che è una donna. Vediamo un po' dov'era. Parla di cucina, è sparito. Aduliamola. Guarda questa qua come si muove con quel gin nelle mani. Parliamo un po' ancora. La nuova applicazione però è fantastica. Vediamo un pochettino, un complimento sincero. Parliamo un po' di cucina. È importante con le donne parlare di cucina. Flirtiamo un po'. Ed ecco arrivati al livello 6 della nostra grande abilità carismatica. Una barzelletta toc toc. Battiamogli alla porta. Vediamo se ci apre, ragazzi. Tanto qua gli aristogatti. Vediamo un pochettino chi entra qua dentro. È arrivata Raspiuscia, la fidanzata di Norbit. Eccola lì, con i pantaloni leopardati. Una barzelletta sui pinguini al solito. Perfetto. Mr. Popper e Jim Carrey. Tanto entrano donne una meglio dell'altra. Spettacoliamo un po'. Intanto il bicipite di Edward, tipo Arnold Schwarzenegger. Eccolo qui. Una barzelletta sui politici. Confessiamo l'attrazione. Vediamo l'attrazione, ragazzi, come la confessiamo. Voglio vedere. Attenzione. Vediamo un po'. Ecco l'attrazione qua. Vediamo un po'. Eccoci. Mamma mia. Rivolgi uno sguardo folle. Peccato che lei è dall'altra parte, Edward. Attenzione, che è successo? Mamma mia. No, non importunare. No. Maledizione, Edward. E c'è stato un attimo, ragazzi, non so se avete visto. Si sono alzati proprio in un secondo. Racconta una barzelletta per flirtare. Vediamo un pochettino. No, Olivia, no, la fidanzata di Braccio di Ferro, lasciala perdere. Eccola qui. Vediamo un po'. La nostra grande... Qua sempre una più grossa dell'altra. Purtroppo, non lo so, si sono alzati in maniera immediata. Io li ho persi di vista. Vediamo se ci riusciamo, ragazzi, con questa bella barzelletta. Bella. Scuse eleganti. Eccoci qua. Pessimista Edward con questa nuvoletta di Fantozzi. Ma non capisco, ragazzi, in questi luoghi forse è stato disegnato un po' male il tutto. Tutti si alzano. Ah, meno male, ha accettato le nostre scuse. Però possiamo tentare adesso un flirt. E anche, purtroppo è un po' ripetitivo, ragazzi. Però se vogliamo fare gol dobbiamo attendere non solo il secondo tempo, ma anche i tempi supplementari. Proviamo a complimentarci per l'aspetto. Una domanda spinta. E possiamo addirittura impressionarla con la nostra bravura nei videogiochi. È arrivato qua il barbone. Attenzione, no, che succede? Ma proprio siamo zero. Vediamo un pochettino. Eccola qua che arriva. Maledizione. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. Avanti. È passato là. Chi era quello con quei capelloni? Eccoci qui. Perfetto. Vediamo di continuare così. Barzelletta toc toc. No, questo è troppo avanti, ragazzi. Proviamo a rallegrare. Chi è qua che sta suonando? Vediamo un po'. Forse al piano di sopra c'è qualche cosa.
Ah, mi ricorda un po' Hitman Absolution questa stanza. Vediamo un po', mamma mia ragazzi, deve uscire un gioco come Hitman. Speriamo un po' in questi mesi qualche gioco nuovo. Edward un po' si è seduto qui, tranquillo. Io direi di tentare un altro flirt e dopo proviamo ragazzi. Ma questo è troppo, un bacio. Impariamo a conoscere, ma più che altro possiamo... Sì, proviamo ragazzi. Troppe azioni in coda, vediamo di finirle tutte, una dietro l'altra. Ok, vediamo un po', grandioso. Mi sa che sta diventando una conversazione suggestiva, piacevole addirittura, occasionale. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Proviamo a stringere, attenzione, è una fase un pochettino delicata. No, ma invece ci riusciamo. Colpiamo proprio nel segno. La rosa, mamma mia. Pronta. Confessiamo l'attrazione, ragazzi, ci stiamo avvicinando alla porta. Ok, siamo proprio sulla cresta dell'onda. Facciamo il baciamano. Attenzione, speriamo che non ci veda nessuno qui perché Edward, ve lo ricordo, è sposato, ragazzi, mamma mia. Tanto il cuoricino c'è sempre, ma si sta facendo vecchio, quindi se Edward non si diverte un po', mi sa che lo perdiamo. Quindi possiamo provare a mandare un bacio, visto che è uno scambio amoroso. Possiamo tentare qualche altra cosa, per esempio, eccoci qua, una battuta, un altro bacio, proviamolo. E magari possiamo andare nella sezione più specifica. Eccola qua, offrire rosa. E ovviamente vediamo un pochettino. Proviamo il primo bacio, visto che adesso la barra rosa è riuscita a superare addirittura quella in verde. Speriamo che non ci veda nessuno, perché su The Sims 3 mi ricordo che c'erano i pettegolezzi, ma siamo nell'altra stanza, quindi non credo che ci vedrà nessuno. Vediamo un pochettino. Attenzione, colpaccio. Mamma mia. È passato adesso il capellone verde. Vediamo che fa. Mamma mia, attenzione ragazzi. Proviamo una domanda indiscreta. Tanto questo balla qui solo davanti al microfono, perduto nei suoi sogni. Eccoci qua. E vai, saltiamo di gioia. È molto ammaliante, mi sa che possiamo essere allettante. Che fai Edward? La prendi a calci? No, attenzione, dove va? Va bene, noi ce la siamo conservata adesso. Adesso per le prossime uscite ci siamo. Eccola che arriva, sì, allettante. E possiamo anche le nozze. Edward è già sposato, bellissimo. Possiamo adesso tentare un bacio appassionato. E poi sì, mettiamo a segno tutto con l'ultima cosa che dobbiamo fare, un ultimo bacio. Perfetto. Allora, oggi non è un giorno lavorativo per Edward, quindi è importante conoscere un pochettino il quartiere. Allora, vediamo un po' qua cosa c'è. Ci possiamo fare una grigliata, oppure da questa parte non si può più andare. Vediamo un pochettino. Qui mi sa che è tutto semivuoto. Sì, attenzione, qua ci sono le rane. Vediamo un po'. Proviamo a scavare questi due giacimenti petroliferi. Vediamo che cosa troviamo. Attenzione, qua cosa c'è? Una pianta di leone selvatico. Vediamo di raccoglierlo. Attenzione qua, rose selvatiche. Vediamo un po'. Dove sei, Edward? A posto? Che stai facendo? Attenzione, metti a ballare addirittura. Hélène andrà al bar e Leonardo andranno a scuola tra poco. Allora, come siamo? Mentre per quanto riguarda la vita di Edward, dov'è la barra della vita? Ancora ce la facciamo, dai. Vediamo dove sei. Eccolo qua. Vediamo cosa possiamo trovare. Abbiamo scavato un po'. Vediamo cosa possiamo raccogliere. Vediamo un po' cosa abbiamo nell'inventario. Capsula del tempo misteriosa. Aprila, vediamo cosa c'è dentro. Cos'è? Cosa abbiamo preso? DJ Candy. Ce n'è un'altra. Vediamo di aprirla. Che c'è? Buddy. Sono praticamente delle statuine. Ok, mi sa che abbiamo raccolto di tutto e di più. Vediamo un po'. Delle rane, vediamo di trovarle. E qui mi sembra che c'era un'altra zona di scavo. Vediamo. No, mi sa che abbiamo raccolto tutto quello che dovevamo raccogliere. Perfetto. E sì, mi sa che possiamo tornare a casa, ragazzi. Così lavoreremo un po' per i nostri videogiochi. Una bella ranetta appena adesso trovata. Invece di navigare su internet, io direi che è arrivato il momento di tornare a casa. Viaggiamo. Allora, eccoci arrivati. Ecco le case. Vediamo per esempio questa casa quanto potrebbe costare. Vediamo un po'. No, non voglio andare qui, voglio vedere. Allora ragazzi, adesso torniamo un attimo a casa. Eccoci qua. Sì, tranquilli, la nostra fidanzata la lasciamo perdere. E voglio vedere un po' quanto costa una nuova casa, visto che ci stiamo avvicinando con tutti questi mobili a un valore molto elevato della casa. Vediamo adesso un po' come possiamo fare. Benissimo.
Allora, una cameriera ci ha pulito la casa, siamo tutti qui. No, questi sono al lavoro. Perfetto. Allora, Edward, sei un po' triste perché non hai giocato abbastanza per oggi, però io direi di programmare un bel videogioco crea proprio da zero. Crea un videogioco per guadagnare diritti d'autore. Il problema, ragazzi, ho notato che su The Sims 4 il livello massimo della carriera si raggiunge proprio quando si è anziani, un po' proprio come quando si è proprio nella realtà. Prima di arrivare al massimo di una carriera bisogna faticare tanto. Progetto scolastico, gli studenti possono scegliere il tema del loro prossimo progetto, però Leonardo deve scegliere qualcosa di facile oppure un progetto difficile per assicurarsi il vantaggio. Vediamo un po', intanto abbiamo ottenuto anche i soldi delle applicazioni. Il rendimento piccolo perché ha preso un brutto voto poiché tutto è stato difficile. Va bene, non importa. Intanto Edward continua a programmare il tuo videogioco. Mettiamo il bagno nella lista delle cose da fare. Ci sono biscotti a cuore del flirt. No, ci prendiamo qui vediamo un po' dei maccheroni. Fiducioso per aver compiuto un obiettivo. E poi mettiamo una statuina da una parte e una statuina dall'altra. Sembrano due di Little Big Planet. E dopo ci possiamo andare a fare una bella dormita. Benissimo. Con questi 1.500, ragazzi, io ora vedrò di capire un po' la casa quanto vale. Tanto nostra moglie sta per finire. Ah, no, nostra fidanzata. E adesso questa qua arriva e rompe le scatole, si intrufola a casa. Le piante ormai sono diventate marce. Ah, abbiamo dei libri, credo. Va bene, intanto il tempo sta passando rapidamente. Edward sta anche dormendo. Sono tornati tutti a casa. Stanchi morti, eh? Allora, prima di tutto li mandiamo a letto. Uno da una parte e l'altra no. L'altra invece ci farà il favore di vedere un pochettino il trasferimento, quanto costerebbe. Trasferisci l'unità familiare, vediamo un po'. Sono curioso. Vediamo un po' quanto potrebbe costare una casa se decidessimo di trasferirci. 228. Per esempio, questa è la residenza attuale. Fondi $29.000, ragazzi. Pochi sono. 17. Vediamo da quest'altra parte. Ne abbiamo un paio. Vediamo un pochettino qui. 64.000. Ah, ma queste sono già abitazioni ben precise dove non si può andare a vivere. Ecco, quelle appunto già create sono... guardate questa qua che bella, 41.000. Ci possiamo arrivare, eh? 2 letti e 2 bagni. 30x20. Questa 36.000. Vediamo se ce ne sono altre. Questa, guardate che bella. Questa ci dobbiamo comprare, 176.000. Mantieni i mobili, vendi i mobili. Non ammobiliata. Ragazzi, allora dobbiamo raccogliere $30.000. Dobbiamo fare $30.000 da adesso, così riusciamo a comprarci questa fantastica villa. Dobbiamo raccogliere il maggior numero di soldi possibili per farlo, non abbiamo nessuna possibilità di rinunciare. Allora adesso cercheremo di creare un bel po' di videogiochi. Risparmiamo tutti i soldi che possiamo. I mobili non sono persi perché se li vendiamo guadagneremo qualcosa. Però, come dire, dobbiamo tentare questa mossa, altrimenti su The Sims bisogna tenere sempre un obiettivo, altrimenti il gioco diventa completamente piatto. Quindi lavoriamo per fare questo. Allora, abbiamo 4 potenziali lavoratori. Tanto nostra figlia è qua pronta. Invece di socializzare al computer, fai una telefonata per esempio a qualcuno. Chiama la linea diretta della tristezza. Vediamo che figo questo. La linea diretta della tristezza, vediamo. Ah, ok, era una specie di telefono azzurro. Vediamo un pochettino. Possiamo invece pianifica un evento sociale. Parla, cioè su un cellulare non si può parlare con nessuno. Pianifica, gioca, viaggia. Niente, mi sa che possiamo solo chattare al computer. Vediamo un po', socializziamo un po', chatta con diverse persone. Tanto il fratellone sta dormendo. Tra poco credo che si farà un bello spuntino, un bello yogurt, e dopo vediamo di dipingere qualche altro elemento. Un dipinto classico, sempre grande. Tanto ecco nostra moglie che guadagna addirittura... Attenzione, è morta! No, è morta, che è successo? Ah, un cedimento energetico, era troppo stanca. Però dopo il lavoro è stata promossa collaboratrice addirittura continuativa e ha anche ricevuto un libro aperto incorniciato, 9 parti CUS. Benissimo, saranno dei bonus interessanti. Tanto vendiamo a un editore la locandiera di Goldoni. Eccolo qui.
Vediamo se possiamo venderne un altro. Gotham City e addirittura anche il leone, la strega e l'armadio. Benissimo. Al piano di sopra ci dirigiamo immediatamente e attendiamo, ragazzi, il prossimo giorno. Ok, vediamo un po'. No, perfetto. Edward, come sta andando? Perfetto, ci facciamo adesso un bel bagno con la schiuma e dopo vediamo se possiamo giocare tutta la giornata al computer, proprio quello che serve. Eccoci qua perché siamo abbastanza tesi, un bel torneo di videogiochi per professionisti a Sims per sempre, dai. Tanto nostra figlia, eccola qua, la socialità gli sta arrivando alle stelle, finiamo i nostri obiettivi, ci facciamo anche un bello yogurt e dopo, finalmente, dopo tante peripezie, a letto. Ok, Edward è sempre più giocoso per l'acqua, ma anche penso per la fidanzata. Vediamo un po', certo si è trovata una fidanzata 10 anni più piccola di lui. Vediamo un po', vorrei vedere. Guardate che figa sta casetta col camino, guardate che bello questo camino. Mamma mia. Vediamo un po'. Eccoci qua, pronti a giocare finalmente tutta la notte. Allora, il pasticcinatore lo lasciamo qua per adesso. Ci mancano, ragazzi, ancora un bel po' di soldini. Non voglio utilizzare il trucco dei soldi, ma credo che neanche esista su The Sims 4. Intanto il nostro grande figliuolo è pronto per intraprendere la sua grandiosa giornata. E vi dicevo, ragazzi, nei prossimi giorni spero che continueremo sempre con Tropico 5 e con The Sims, ma Formula 1 arriverà tra poco, veramente. Adesso appena comprerò il nuovo computer, appena mi arriverà, avrò molto più tempo per dedicarmi a questo gioco, quindi non vi preoccupate che l'ultimo gameplay arriverà. Voglio un pochettino tenerlo sulle lunghe per evitare di spararlo subito quel gameplay, poi Formula 1 rimarrà un po' in aria, quindi vediamo adesso di lasciarlo sempre aperto, però dobbiamo pensare anche a qualche altro game da sfruttare in questo mese di ottobre. Avevo pensato Tropico e The Sims, però vediamo adesso che giochi escono. Soprattutto volevo vedere qualche gioco tipo Hitman, qualcosa che ecco, uscirà Far Cry 4 a novembre, quello sarà un gioco che acquisterò sicuramente, però ancora c'è del tempo, quindi dobbiamo inventarci qualcosa per divertirci insieme. Intanto facciamo tutto, prepariamo un pasto da gourmet, per esempio una pasta primavera, formato festa. Quindi, ragazzi, non sono ancora indeciso su che gioco fare in questo periodo, diciamo un pochettino di stand by. Vediamo un po' adesso che giochi usciranno. Project Cars sicuramente lo acquisterò, però sono giochi che escono sicuramente tra un po' di tempo. Vediamo. Intanto voi, se potete, consigliatemi anche qualche gioco interessante. Io certo guarderò sempre, però il vostro consiglio è sempre accettato. Intanto livello 2 di cucina. Benissimo, sei addirittura ispirato. Bene, 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 un tratto ottimo. Finisci di fare quello che stai facendo. Al piano di sopra c'è un altro bagno. Vedi di andare e dopo vedi di vendere, se puoi, al collezionista un po' tutto. Ok, vediamo anche questo quadro qua dentro. Vediamo un po'. E dopo prova a dipingere qualche altra cosa. Quanto hai di abilità? Pittura 4. Non ce la caviamo male, anche se in passato con la creatività ci siamo dedicati davvero molto. Ok, un altro dipinto. Stavolta un dipinto astratto, sempre grande, $100. Bene, 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 bene. Eccolo qua. Leonardo ha completato pasticcione col pennello, o addirittura, vediamo un po'. Vendi 10 dipinti, il quinto livello di pittura. Benissimo, molto ma molto bene. Vediamo che possiamo acquistare. Con 800 punti possiamo prendere in media magro la bevanda dietetica più efficace, in media grande, solutore di stati morali, mentore, sarebbe bello, lettore veloce, ci serve qualcosa? Questi costano davvero tanto, aspettiamo ancora un po'. Vediamo un pochettino. Edward che cosa ha intenzione di fare? Leggere qualcosa. Adesso lo portiamo a leggere. Leggi qualcosa di interessante, ma dopo vai immediatamente a programmare quel dannato videogioco. Ok. Moglie, vedi di riparare un po' tutto. Nostra figlia è sempre più pronta. Che cosa stava sviluppando lei? La logica, mi sembra. Ecco, mandiamola al piano superiore e facciamola giocare un po'. Che dipinto astratto. Ok, vendiamola a un collezionista e al solito ne facciamo un altro. Vediamo un po'. Eccoci qua. Come va, Edward? A posto? Hai letto abbastanza? Il primo unicorno? Basta così, altrimenti ti spunta un unicorno anche a te. Ok, proviamo a programmare sempre il nostro caro videogioco. Soddisfatti.
Allora, l'ultimo compito assegnato nella classe di Helen è un progetto di gruppo. I suoi compagni sono tutti molto svegli. Helen deve contribuire. Cerca di contribuire. Sì, potrebbe essere utile. Vediamo un pochettino. Abbiamo guadagnato qualcosa. Purtroppo. Ecco, un aumento del rendimento piccolo perché siamo spiccati sugli altri. Intanto $4.000, ragazzi. La strada è ancora lunga, però possiamo davvero farcela. Intanto arriva l'uomo delle pulizie, importante. Eccolo qua, il nostro baffetto al solito. E lui. Vediamo quello baffetto. Sì, eccolo qua. Tanto Edward deve andare al lavoro. Vai, non ti fare buttare fuori. Corri. Mamma mia. Ocean Wars. Mamma mia. Ok, ce la stiamo cavando, ragazzi, abbastanza bene. La posta ancora non è arrivata e questo è un bene. Comunque, davvero, stiamo andando avanti all'interno del gioco alla grande. Va bene. Vediamo un po'. Ci sono della polvere qui. Benissimo. Allora, ragazzi, io credo che ci stiamo portando molto avanti col lavoro e abbiamo analizzato un po' tutte le caratteristiche di The Sims 4 fino a questo momento. Credo che sia un gioco davvero fantastico e ve lo consiglio se non ve l'ho già consigliato in passato, però attenzione che è un gioco molto particolare perché sicuramente può divertire nell'immediato, ma col passare del tempo potrebbe essere un po', diciamo, noioso per l'assenza di espansioni. Quindi per adesso il gioco base è normale, diciamo, può divertire un paio di settimane, mesi addirittura, però poi col passare del tempo, ragazzi, diventa un po' noioso fare sempre le stesse cose perché è limitato per adesso. Però sapete, se usciranno delle espansioni sarà tutta un'altra musica. Comunque sapevo anche che era uscito un altro, cioè più che uscito, era stato rilasciato dalla stessa Electronic Arts, mi sembra, The Sims 2 con tutte le espansioni presenti. Quindi, ragazzi, se nel momento quando finiamo The Sims 4, la nostra storia, perché ovviamente Stefania festeggia un compleanno, benissimo, quando finiremo la nostra storia potremo dedicarci anche a The Sims 2 con tutte le espansioni. Fatemi sapere la vostra opinione in modo tale da avere sempre questo, visto che vi piace The Sims, ma avere qualcosa sempre di innovativo. Ecco, su The Sims 2 con tutte le espansioni sarebbe tutta un'altra musica a giocare. Ovviamente nel periodo di attesa della prossima espansione di The Sims 4 potremmo dedicarci direttamente a quel gioco. Quindi fatemi sapere un po' voi, visto che qua la storia, ragazzi, avete visto, sta diventando molto statica, ovvero abbiamo già completato quasi tutto, abbiamo fatto una famiglia, il nostro lavoro al massimo e con 30 circa gameplay siamo riusciti a tirare fuori davvero un ottimo capolavoro, un'ottima serie fantastica. Però adesso vedete un pochettino che la situazione continua sempre a ripetersi, quindi io vi suggerisco di suggerirmi di tentare magari un'altra avventura su The Sims 2 con tutte le espansioni che io ho scaricato, quindi devo essere pronto a cliccare il tasto di accensione e giocare insieme a voi. Quindi fatemi sapere questa opinione. Adesso farò anche un sondaggio su Facebook per vedere un po' se vi piace l'idea, così avremo tantissime cose in più da fare rispetto ovviamente alla norma, perché ancora The Sims 4, come vedete, è molto scarno, non è molto cioè può divertire questi giorni che abbiamo giocato noi, però oltre non credo che si possa andare perché diventerebbe davvero molto, molto ripetitivo più che altro. Quindi fatemi sapere la vostra opinione. Intanto noi abbiamo ottenuto circa $6.000, quindi il nostro grande Edward ormai si farà la sua bella dormita. L'indomani al solito programmiamo il nostro videogioco. Bene, salviamo la partita. Io, ragazzi, vi saluto. Vi ho dato un anticipo della mia idea, quindi creare una nuova serie su The Sims 2 con tutte le espansioni, visto che The Sims 4 è stato un successo. Però vi ho detto che fino a un certo punto si può giocare, poi ovviamente il gioco anche per voi, cioè vedere sempre le stesse cose, potrebbe essere noioso, mentre su The Sims 2 con tutte le espansioni, università, seasons, late night, funky business, possiamo fare davvero tantissime cose. Potremmo dedicarci a quello. Abbiamo analizzato The Sims 4 in tutte le sue minime parti, però io direi di tentare The Sims 2 mentre aspettiamo la prossima espansione. Quindi, ragazzi, qui è tutto dal vostro caro Edward Van Helgen. Abbiamo terminato la nostra bella giornata su The Sims 4, abbiamo raccolto un bel po' di soldi, Edward si è fatto la sua bella amante. Spero che il video vi sia piaciuto, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!